schianto in A22 nel Veronese, coinvolti 5 mezzi, tra cui un camion, una morte, 9 feriti, traffico nel caos, continua la scia di sangue sulle autostrade. Solo una settimana fa la strage in A31. Un'altra giornata febbrile a Roma, vertice Salvini-Di Maio, intesa sul ritorno di Conte Premier, con Giovanni Tria all'economia e Paolo Savona alle politiche comunitarie, e intanto le imprese venete chiedono di fare presto. Duplice delitto di Cison, sotto le unghie di Anna Maria Nicolasi tracce del DNA di Sergio Papa, l'uomo in carcere con l'accusa di essere il killer dei coniugi. Polemica accesa a Venezia sull'anarchia di imbarcazioni in Canal Grande, il comune potrebbe dare uno stop a kayak e mezzi diversi dalle gondole. Due diciottenni trevigiani diventano genitori alle porte della maturità. La storia di Gabriela e Noemi fa discutere, i due giovani si dicono felici e la scuola che frequentano festeggia con striscioni. È ufficiale, il Vicenza Calcio è di Renzo Rosso, dopo 2 aste andate deserte resta solo l'offerta dell'imprenditore bassanese della Diesel. Affascinata dalla vicenda della scultura gigante di Lorenzo Quinn, spostata da Venezia, una bimba padovana ha scritto al presidente Zaia: obiettivo proporre una nuova collocazione dell'opera. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca e l'inferno nelle autostrade venete, gravissimi incidenti con morti e feriti, l'ultimo questa mattina lungo la A22, coinvolte 5 autovetture ed un mezzo pesante, il bilancio è drammatico, un morto e 9 feriti. L'ennesimo incidente in autostrada, un inferno di lamiere, di fumo, di vite spezzate. Questa mattina la tragedia in A22 ad 1 chilometro dal casello di Affi in direzione Verona. Coinvolte nel drammatico sinistro 5 autovetture ed un mezzo pesante. A perdere la vita è una donna, ben 9 i feriti, di cui uno in maniera grave e trasportato all'ospedale di Borgo Trento. In un attimo la strada paralizzata, il traffico bloccato e la coda di chilometri. Lo sguardo attonito di chi ha assistito impotente al sinistro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e 4 ambulanze che hanno portato via i feriti, poi la postrada, i rilievi e la rimozione dei mezzi per consentire di riaprire la carreggiata. Solo pochi giorni fa un'altra tragedia, sempre in autostrada, questa volta in A31 sulla Valdastico ad Albettone. 2 devastanti incidenti, nello scontro tra 2 auto un uomo viene sbalzato fuori dalla sua macchina, arrivano subito i mezzi di soccorso, ma in un attimo scoppia l'inferno. Sulle auto in coda piomba un tir, una violenta esplosione, poi il rogo, 3 vetture prendono fuoco, gli occupanti dell'ultima auto fuggono, mentre nelle prime 2 macchine 3 persone restano intrappolate e muoiono carbonizzate. Il bilancio parla di 4 morti e 5 feriti. Ma se l'autostrada è considerata una delle vie più pericolose, ora la situazione potrebbe peggiorare. Il funzionamento dei tutor sulla rete autostradale è stato sospeso in attesa della definizione di un contenzioso. I controlli dell'autostrada saranno intensificati, ma alcuni automobilisti potrebbero tornare ad avere il piede pesante, mettendo a rischio non solo la loro vita, ma anche quella degli altri. Ora si attende una soluzione a questo problema che rischia di diventare, soprattutto con gli esodi estivi, una vera emergenza. E grave incidente stradale nella notte sull'autostrada A4 in direzione Milano, all'altezza di Via dei Campi ad Olo. 3 persone, papà e le sue 2 bambine, sono rimaste ferite, una delle piccole in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e Mestre, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, rimasto incastrato al posto di guida, per poi portarlo all'ospedale di Dolo insieme a una delle 2 figlie, mentre la piccola, ferita gravemente, è stata trasportata a Padova. Sul posto anche la Polstrada, il personale CAV. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ora la pagina politica, perché quella di oggi è stata un'altra giornata febbrile sul fronte dell'ipotesi di governo Lega-Movimento 5 Stelle, tornati in auge ieri. Da oggi a oltranza al vertice tra i 2 leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ritorna l'ipotesi di Giuseppe Conte come premier e ci sarebbe un'intesa di massima sulla divisione dei ministeri più importanti. L'ultima riunione tra Salvini e Di Maio avrebbe prodotto questo schema. All'economia il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e professore ordinario di economia politica all'Università di Tor Vergata. Agli esteri Moavero Milanesi e per l'economista Paolo Savona al Dicastero delle Politiche Comunitarie. Confermato Giuseppe Conte alla premiership, mentre resterebbe senza ministeri ma dentro la maggioranza Fratelli d'Italia, una presenza
quella di Fratelli d'Italia nella squadra, che ha provocato più di uno scontro tra Lega e 5 Stelle e anche all'interno del movimento. Ed intanto l'economia veneta continua a lanciare appelli a Roma: fate presto, il grido di oggi dal mondo degli artigiani, calo degli ordini, economia in forte rallentamento a causa dello stallo nella formazione del governo. Sentiamo. Disagio, insicurezza, rallentamento. La crisi di governo viene espressa in queste 3 parole dal presidente dell'UPA di Padova con riferimento alla situazione economica degli artigiani. Sono già 2 mesi che soffriamo un po' di rallentamento dell'economia. Stanno lavorando prevalentemente la meccanica e quindi legati all'estero, ma per quanto riguarda la nostra economia c'è un rallentamento negli ultimi 2 mesi. Anche un calo della fatturazione? E quindi un calo anche della fatturazione. Gli ordini vanno piano. Gli italiani, i veneti, non stanno rischiando in prodotti o lavori artigiani. Attendono un governo politico quanto prima. Il possibile esecutivo verde-giallo, dice Boschetto, sarebbe una novità estrema per l'Italia, comunque sempre migliore di un governo tecnico. In quanto non ha la sensibilità di rapportarsi con le imprese, con la popolazione. Ai politici in questo momento gli imprenditori artigiani chiedono responsabilità. Responsabilità vuol dire anche restare nell'Europa? La responsabilità vuol dire anche stare nell'Europa. Noi crediamo nell'Europa, lavoriamo per l'Europa e quindi il mercato ormai si è consolidato così. Per cui penso che battere i pugni sia doveroso, però da battere i pugni a uscire, questo non lo considero per noi valido, per le nostre imprese, per le nostre famiglie. Ed ora parliamo di sicurezza sul lavoro e di infortuni. 34 le vittime in Veneto dall'inizio dell'anno, 10 delle quali a Treviso, che in questa triste contabilità porta la maglia nera delle morti sul lavoro. Per fronteggiare questo bollettino di guerra comincia a prendere forma il piano strategico della sicurezza, che ha nella regione del Veneto la sua cabina di regia. Sentiamo. Primo obiettivo la riduzione del rischio, cardine del piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, perché se è vero che gli infortuni sul lavoro negli ultimi anni sono diminuiti, sono aumentati al contrario gli incidenti mortali. I dati, commenta l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, ci dicono che per ogni incidente mortale ci sono 300.000 situazioni di rischio che possono essere prevenute e modificate. Il programma regionale per l'epidemiologia occupazionale ha calcolato che grazie alle azioni di prevenzione attuate dagli SPISAL dal 2012 al 2016 e alla conseguente riduzione dei fattori di rischio è stato possibile abbattere del 12% il tasso degli incidenti, vale a dire di evitare 4.000 infortuni sul lavoro, di cui almeno 3 mortali. Ma non basta, perché occorre intensificare ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro anche attraverso l'implementazione degli organici degli SPISAL. La proposta qual è? Quella di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Il piano regionale per la sicurezza sul lavoro sta prendendo forma. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fanno parte Regione, Spisa, l'ARPAV, INAIL, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali, ha esaminato a Palazzo Balbi una prima bozza di obiettivi e azioni specifiche che fa sintesi delle prime proposte avanzate. Già entro giugno, annuncia Coletto, è prevista l'approvazione del piano formativo triennale per gli operatori degli SPISAL, promosso dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ma tra gli obiettivi ci sono anche l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, la semplificazione nelle procedure per le aziende e per gli enti preposti, più collaborazione e una migliore comunicazione. Fare cultura della sicurezza significa far sì che i lavoratori conoscano esattamente qual è il rischio a cui vanno incontro e quali sono le situazioni dalle quali devono, come dire, stare attenti, prestare maggiore attenzione. La bozza di piano strategico ritorna ora all'esame di tutti i componenti del tavolo regionale per valutazioni e affinamenti in vista del prossimo incontro previsto entro la prima metà di giugno. La cronaca ora con il duplice delitto dei coniugi massacrati lo scorso inverno a Rolle di Cison di Valmarino. Sotto le unghie di Anna Maria Nicolasi il DNA di Sergio Papa. Sentiamo.
Una prova che pesa come un macigno. Il duplice delitto dei coniugi Nicolasi porterebbe la firma di Sergio Papa, il 36enne accusato fin da subito del massacro. Sotto le unghie di Anna Maria e Iris avrebbero trovato il DNA dell'uomo. Non più quindi solo indizi, ma ora una prova che potrebbe essere determinante nel fascicolo giudiziario. Le vittime, che vivevano a Rolle, piccola frazione di Cison di Valmarino, furono massacrate a colpi di coltello. Prima Anna Maria, trucidata mentre stava andando a portare da mangiare agli animali, poi il marito Loris, arrivato in soccorso della moglie dopo averla sentita urlare. Era uscito di casa di corsa a torso nudo, trovandosi di fronte all'assassino. Tanti indizi che avevano portato a Sergio Papa, che più di una volta era stato visto proprio nella casa di Nicolasi. Il legale Alessandra Nava sulle prove sembra scettica. È stata rinvenuta e al momento abbiamo soltanto, chiamiamola così, un accertamento che ha dato un primo riscontro sotto un'unica unghia nella parete interna dell'unghia, che non deriverebbe da una traccia ematica e che quindi bisogna anche capire da che cosa può essere stata portata. In un delitto come questo si sarebbero dovute trovare tracce ben più evidenti, dice, e poi aggiunge. Siamo assolutamente tranquilli in questo senso, proprio perché gli esiti ci sembrano davvero scarsi, ecco, rispetto, diciamo così, alla dinamica e all'insieme dei reperti che sono stati sequestrati e che a mio parere avrebbero dovuto portare anche a degli ulteriori risultati. Invece non vi è nulla, vi è solo questo. Il magistrato, sulla scorta dei risultati del RIS, ha interrogato nuovamente in carcere Papa, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fra l'altro nella casa sono spariti anche una collana ed una fede. La procura ora contesta anche il furto. Non solo, ma dalla villetta da poco dissequestrata sono spariti anche un coltello ed una roncola, possibili armi del delitto. Ed ancora cronaca dalla Marca trevigiana, aggressione a sfondo razziale. La Digos ha denunciato 4 ultras del Treviso Calcio per il brutale pestaggio dello scorso 25 aprile a Vittorio Veneto. Vittime 2 uomini di origini marocchine e la figlioletta di uno dei 2. Sentiamo. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. Aggredito brutalmente mentre rientrava a casa dopo una passeggiata con la figlia tredicenne, picchiato a sangue assieme ad un vicino intervenuto per aiutarlo. Così il protagonista della brutta vicenda, un papà di 43 anni di origini marocchine, ci raccontava l'aggressione subita il pomeriggio del 25 aprile a Vittorio Veneto da parte di un gruppo di ultras del Treviso Calcio. Le indagini condotte dagli agenti della Digos della Questura di Treviso hanno confermato la versione dei 2, suffragata da diverse testimonianze, ed hanno portato all'identificazione di 4 ultra bianco-celesti, un 28enne ed un 46enne di Ponzano e 2 trevigiani, un 27enne e a sorpresa anche una donna di 40 anni. Un'aggressione senza motivo ai danni di papà e figlioletta, che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel gruppo di tifosi mentre rientravano al pullman dopo il match Treviso-Pitergina. La motivazione iniziale è del tutto futile, ossia il fatto che la ragazzina e il padre indossavano 2 magliette sportive, in particolare il padre quella del Real Madrid. Questo è stato il pretesto. Tuttavia, dalla ricostruzione che abbiamo effettuato, l'atteggiamento dei tifosi ultras è cambiato radicalmente nel momento in cui si sono accorti che chi avevano di fronte non era di origini italiane ma di origini nordafricane, e lì è scattata l'aggressione. Violenza che poi è proseguita nell'androne del condominio dove la famiglia abita, quando un vicino di casa, udite le grida terrorizzate di padre e figlia, è sceso per aiutarli. Anche egli è stato malmenato dagli ultra, che gli hanno fratturato il naso e provocato lesioni al volto. Sotto shock la piccola, che ha visto il papà insultato pesantemente, picchiato, e ha pure rischiato lei stessa di essere colpita da una fioriera scagliata contro il genitore. Stando a quanto ricostruito, le persone che comunque hanno aggredito questi 2 soggetti avrebbero usato nei loro confronti frasi a sfondo razziale. Quindi è stata anche contestata dalla Procura della Repubblica di Treviso l'aggravante prevista dall'articolo 604 ter del Codice Penale. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti gli abiti indossati dai tifosi durante l'aggressione, ripresi dalle telecamere della Scientifica nel corso del match. Gli ultra sono stati denunciati per lesioni in concorso aggravate dall'odio razziale, minacce, danneggiamento e uno di loro anche per violenza privata.
7 turisti ventenni arrivati dalla Germania per trascorrere le vacanze in un villaggio turistico sul lago di Garda sono stati denunciati per danneggiamenti dai carabinieri di Peschiera. I giovani, caricati da un abbondante mix di birra tedesca e vino veronese, hanno divelto una serie di segnali stradali, cartelloni e cestini dei rifiuti lungo il cammino del centro del paese fino all'ingresso del campeggio dove erano alloggiati. I militari hanno seguito le tracce lasciate dal branco, individuando il bungalow dove stavano ancora dormendo i 7, svegliati per essere accompagnati in caserma e denunciati per danneggiamento aggravato. Oltre al conto per avere soggiornato nella struttura turistica, dovranno aggiungere una consistente cifra, 3 zeri, per risarcire il comune di Peschiera del Garda dei numerosi danni. Dopo il violento nubifragio che ha colpito diversi comuni a nord di Padova, i sindaci che stanno completando la conta dei danni si preparano a chiedere lo stato di calamità naturale. Gli ultimi interventi sono stati terminati. A Limene, nei comuni confinanti, si sta completando la conta dei danni. Intanto sono al lavoro tutti i sindaci per attivare la richiesta di calamità naturale per tutelare aziende, agricoltori e privati cittadini. 70 mm d'acqua in 20 minuti, in un'ora 200 mm, tanta la pioggia caduta martedì pomeriggio intorno alle 14, una quantità che ha mandato in tilt la zona industriale, in particolare via Piero Bonna, a Limene, ha allagato intere campagne. Un evento straordinario e imprevedibile, spiegano gli amministratori, un segnale forte di quelle che sono le debolezze del territorio e i suoi punti critici che hanno permesso di individuare 2 interventi urgenti. Fondamentale completare la conta dei danni per presentare il quadro più chiaro e reale possibile alla Regione. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto. La polemica del giorno a Venezia riguarda kayak ed altre imbarcazioni a remi diversi dalle gondole. Sentiamo perché. Francesco, postala su Facebook! Convivenza sempre più difficile in Canal Grande e nei ri interni tra chi si muove a remi con canoe e kayak e il consueto affollamento di vaporetti, taxiacque, gondole e barche da lavoro. In questo video, postato su Facebook dall'autonomista veneziano Marco Sitran, si assiste a una delle discussioni sempre più frequenti che hanno spinto l'amministrazione comunale a valutare un intervento. C'è un problema di sicurezza perché chi gira con tanta facilità e può trovare un ferro da gondola davanti improvvisamente mette a rischio, senza saperlo, la propria salute e anche la sicurezza del gondoliere e di chi sta in gondola. Oltre ai problemi di sicurezza, molti veneziani mal sopportano la trasformazione del Canal Grande in un palcoscenico per imbarcazioni sempre più surreali. Io personalmente ritengo che sia uno spettacolo che non va bene vedere in Canal Grande kayak alle volte gonfiabili, purtroppo noleggiati da società veneziane anche fuori dagli orari oggi concessi, ma Venezia è la città dei furbi e degli abusi e quindi ci auguriamo che il Comune metta delle regole più stringenti. Idee che trovano una sponda anche tra le file dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle è pronto a discuterne in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle di principio è contrario al voler vietare, però bisogna anche mettere dei paletti. Non si possono trattare i canali di Venezia come una palestra. Cosa succede per le strade? Tu hai bisogno di una patente per andarci. Allora noi diciamo non il divieto a tout court, ma soltanto per quelle persone che non ci sanno andare in barca. Compagni di scuola e genitori a soli 18 anni, è festa al liceo di Treviso Duca degli Abruzzi per la nascita del piccolo Michelangelo. Mamma e papà tra poco dovranno affrontare l'esame di maturità. Le interviste nel corso del nostro TG di Treviso in onda alle 19:30. Torniamo ora a Venezia per tornare a parlare delle grandi mani create dall'artista Lorenzo Quinn, una bambina padovana, ha scritto al presidente Zaia per proporre una nuova collocazione dell'opera. Sentiamo.
Buongiorno, sono Giuditta, una bambina di 10 anni e abito a Casale di Scodosia. Inizia così la lettera inviata al presidente della regione Luca Zaia e all'assessore alla cultura Cristiano Corazzari. Con l'entusiasmo della sua età, la giovanissima cittadina veneta ha avuto un'idea. Le piange il cuore che le mani giganti create dall'artista Lorenzo Quinn, viste più volte al telegiornale appoggiate a sorreggere Cassagredo lungo il Canal Grande a Venezia, lascino per sempre la nostra regione. L'artista le vorrebbe donare alla città, ricorda gli amministratori, e lei ha pensato che starebbero benissimo in un luogo che ha visitato con la sua famiglia, il Vaillant. Quanta paura devono avere avuto gli abitanti di quei paesi travolti dal fango di quell'immensa diga, ricorda il presidente. Le mani potrebbero aiutarli a stare più sereni. Una lettera che ha commosso Luca Zaia, colpito dalla maturità e dalle capacità di solidarietà di questa bambina. Il presidente ha promesso che la proposta sarà fonte di riflessione. Intanto le mani hanno lasciato Venezia, ma in molti sperano che in Veneto tornino presto. Per Giuditta ci auguriamo ci sia allora un posto in prima fila. Ed ora parliamo del calcio, del Vicenza Calcio, perché ora è ufficiale, la squadra è di Renzo Rosso. Sentiamo. È nato il Vicenza Calcio di Renzo Rosso, è nata una nuova epoca, domani inizia oggi. Così, dopo le burrasche societarie, le lacrime dei tifosi, i batticuore in campo e fuori, il Lane risorge da un passato glorioso, mai così lontano, mai così vicino, a un presente in cui finalmente si comincia di nuovo a sentir profumo di futuro. Alle 10 di questa mattina in tribunale si compie l'ultimo atto. Il Vicenza Calcio viene ufficialmente aggiudicato, senza titolo sportivo, ma con tutta la forza della sua tradizione, a Mr. Diesel, che con 1.100.000 euro acquista un pezzo di storia del calcio italiano. In quei colori biancorossi c'è ancora l'odore dei grandi campioni, dei grandi sogni, di un'epopea indimenticata. Il caro vecchio Lane oggi però torna nuovo, rinasce da capo con il presidente più grande che arriva nel momento più buio. Eppure il Vicenza si è rialzato anche con le sue forze nell'arena del pallone. Dopo aver vinto il duello dei play-out con il Sant'Arcangelo, ripartirà dalla Lega Pro, dove si incorporerà con il Bassano. Da oggi, così, inizia l'esodo giallo-rosso. Sono molti i nomi del Virtus che ridaranno vita alla deserta via Schio. Arriverà l'energia del direttore sportivo Werner Sieber, 54 anni, di Bressanone, e con lui il team manager e segretario generale Renato Schena. E poi via via tutti gli altri. Il mister Giovanni Colella, salernitano di 52 anni, col suo vice, il pavese Moreno Greco, e il preparatore atletico Mauro Dal Monte, 30 anni, di Pove. E infine la squadra. Sull'erba del Menti scenderà Capitan Bizzotto con Andreoni, Stevanin, Barison, Bonetto e Bortotti in difesa. Bianchi, Zonta, Laurenti, Salvi a centrocampo, Tronco, Gasci, Razzitti in attacco e ancora Zarpellon, Piras, Romagna, Giordani, per un Vicenza che resta sempre bianco ma molto, molto più rosso. Ed ora il calcio dei piccoli campioni in erba, quello che andrà in scena nel fine settimana a Casteltesino con il primo torneo nazionale intitolato all'ex sindaco di Romano De Zelino. Sentiamo. È la splendida Valle del Tesino ad ospitare questo fine settimana il primo torneo nazionale di calcio dedicato alla memoria di Tony Zen, ex sindaco di Romano De Zelino e per anni presidente della C Romano, che proprio in questa zona del Trentino anni fa creò un piccolo centro sportivo in cui portare ogni estate i ragazzi delle sue giovanili per la preparazione precampionato. L'idea di dedicargli un torneo è nata dalla famiglia ed è stata subito accolta a Romano come in valle.
È un'idea splendida perché è legata alla figura di Tony Zen, che da sempre ha avuto un occhio importantissimo per i ragazzi, per cui quest'anno si è riuscito a mettere insieme delle eccellenze a livello nazionale e per cui ci avviciniamo senz'altro a lui e a quello che ci ha lasciato, cioè la voglia di creare e donare qualcosa agli altri. Il torneo è riservato alla categoria esordienti e ricorda anche la figura di Dino Soranzo, per 10 anni massaggiatore del Cittadella Calcio. Lo scopo innanzitutto è far vedere un calcio che diverte e che educa, che è quello l'obiettivo principale. Sicuramente la qualità sarà alta, visto anche la qualità delle squadre che verranno su, e tanto per citarne qualcuna, considero importante anche la mia, ovviamente la S Cittadella, però ci sarà la Juventus, ci sarà la Roma, la Ternana, il Carpi e altre società del territorio come il Rosà, l'Eurocalcio, perché crediamo sia giusto dare l'opportunità anche ai ragazzini del nostro territorio a potersi confrontare con dei campioncini che magari vedono solo per TV. Accanto al bel calcio, il Memorial Tony Zen e Dino Soranzo si propone anche di far conoscere una zona, la Valle del Tesino, ricca di attrazioni. C'è il museo adesso De Gasperi e un altro museo delle stampe per via che racconta la storia dei nostri avi che andavano in giro per l'Europa a vendere le stampe dei remondini di Bassano. E proprio quest'anno in Tesino si celebra un'importante ricorrenza. Il 100° anniversario della presenza delle truppe italiane nel nostro territorio. Adesso è bellissimo che questi territori siano aperti a questi bambini che giocano. L'appuntamento con il Memorial Tony Zen e Dino Soranzo è per questo weekend. La cerimonia d'apertura è in programma sabato alle 8:30, premiazioni alle 12:30 di domenica. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Il meteo. Ben ritrovati al meteo. Il mese di giugno inizierà all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali sul Bellunese, sempre soleggiato invece altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo ovunque al mattino, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.